L'esonero dal lavoro era scattato più di un anno fa, alla fine escludendo chi aveva poi cambiato idea scegliendo la strada della vaccinazione anti-Covid. Il numero finale dei sanitari Novax nel Padovano era di 250. Questi 250 tra medici, infermieri e OSS in questi giorni torneranno ad esercitare la loro professione. I reintegri sono più di 120 nell'USL, 6, un'ottantina sono infermieri e operatori sanitari, il resto tecnici e amministrativi. 100 operatori sanitari e un medico sospesi per inadempienza vaccinale invece verranno reintegrati nei prossimi giorni al servizio dell'azienda ospedaliera dell'ospedale Sant'Antonio di Padova. Stiamo cercando di capire dove vanno meglio inseriti questi, soprattutto infermieri e operatori sociosanitari, che sono la maggior parte degli operatori sospesi, come vanno meglio inseriti nei nostri servizi, nei nostri reparti. In azienda ospedaliera in tutto erano stati 247 tra medici, infermieri e tecnici e operatori sanitari interessati dalla sospensione. Di questi 146 però sono già stati integrati nei mesi precedenti. Il 44% infatti aveva scelto di vaccinarsi, il 51% invece aveva avuto il Covid. L'azienda ospedaliera si stava già preparando al reintegro, ha solo dovuto accelerare i tempi. Noi prendiamo atto del decreto ministeriale innanzitutto, che nasce da un quadro epidemiologico mutato, e di conseguenza tutto quello che stiamo vedendo in conseguenza di questa modificazione del quadro epidemiologico è chiaramente è appunto una logica conseguenza. Favorevole al ritorno in corsia del personale Novax anche il dottor Giampiero Avruscio, presidente dell'Associazione Nazionale Primari Ospedalieri dell'azienda ospedaliera di Padova, che pur essendo un convinto sostenitore dei vaccini, già a luglio scorso aveva chiesto che potessero rientrare al lavoro i Novax vista la carenza di personale nei reparti. Noi siamo in carenza organica cronica e il Covid ha messo in evidenza molto di più questo. Allora il fatto di allontanare queste persone, io ripeto non condivido la loro posizione, però cosa è successo? È successo che la gente, le persone poi non avevano punti di riferimento.